una grande notizia per gli appassionati di scacchi. Sembra che Magnus Carlsen, il più grande giocatore di tutti i tempi, sfiderà il suo successore Ding Liren, l'attuale campione del mondo. Ma non sarà un torneo propriamente di scacchi, sarà un torneo di Fischer Random. Che cos'è il Fischer Random? Il Fischer Random è una modalità, una variante degli scacchi in cui i pedoni sono sempre rispettivamente i pedoni bianchi nella seconda traversa e i pedoni neri nella settima traversa, ma la disposizione dei pezzi nella prima traversa e nell'ottava traversa è a specchio. I pezzi bianchi corrispondono agli specchi neri, ma è casuale, cioè ci sono sempre un alfiere sulle case nere, un alfiere delle case chiare, però la loro posizione può essere casuale. Gli alfieri possono essere al posto delle torri, la donna al posto del re, al posto del cavallo, cioè esattamente casuale, e si chiama Fischer Random o Chess 960 perché ci sono 960 combinazioni di posizioni possibili. Un gioco proprio diverso, anche le regole dell'arrocco sono diverse, tanto che una volta anche Wisdom non sapeva esattamente come si arroccava in un evento di questo tipo. Penso in un campionato del mondo di Fischer Random ha dovuto chiedere una regola all'arbitro, cioè un top player. Questo evento è molto interessante perché la preparazione teorica perde peso, quindi perdendo importanza la preparazione teorica c'è più spazio anche per la creatività. Penso che a Carlsen piacerebbe un evento così. Quindi vediamo un po' questo articolo che ci narra un po' la situazione. Dice che Carlsen dice che i suoi sogni si stanno avverando perché appunto si terrà un super torneo di Fischer Random che sarà in Germania lungo la costa del Mar Baltico, e sarà in febbraio, quindi mancano soltanto un paio di mesi e ci saranno tutti i top player. Diciamo che ci sarà anche appunto l'attuale campione del mondo in carica di scacchi, Ding Liren, e giocheranno anche Fabiano Caruana, Firuza, Aronian, Vincent Keimer. Ok, questi giocatori non hanno bisogno di presentazioni. Vincent Keimer nemmeno, però magari qualcuno lo conosce un po' meno. È un giovane tedesco che studia con Peter Lecco e è fortissimo, sa tantissima teoria, gioca molto bene. C'è Abdusattorov, che è stato campione del mondo Rapid nel 2021, e anche Gukesh, un giocatore indiano fortissimo con più di 2750. Di fatto vediamo gli elo dei giocatori: Carlsen 2830, l'elo a scacchi, no? Non l'elo di Fischer Random o Chess 960. E ok, Magnus Carlsen 2800, non so se c'è un elo Fischer Random, probabilmente lo inventeranno. Carlsen 2830, Caruana 2794, Ding Liren 2780, Firuza 2763, Keimer 2738, Abdusatoro 2727, Aronian 2723, Ukesh 27220. Numero 1, 2, 4 al mondo, numero 6 al mondo, e poi 14, 22, 25, 28. Comunque non è fortissimo. Poi penso che Ukesh abbia più elo adesso. Comunque dice che tutti, cioè che questo torneo è una novità, dice l'articolo, perché mentre c'erano tornei di un giorno di Fischer Random, questa è la prima volta che c'è un ritmo classico, cioè un torneo a tempo lungo, e quindi probabilmente anche un turno al giorno, cioè non è un evento che dura una sola giornata. Carlsen dice che questo formato per lui è un sogno che si avvera, perché così voleva una competizione a Chess 900, Chess 960, dove si possa giocare appunto un torneo d'elite al massimo livello e non blitz, giocare un minuto a mossa, pochi secondi a mossa. Però sarà una cosa interessante: l'estrazione di una delle 960 posizioni verrà immediatamente prima della partita, 5 minuti prima, oppure la posizione verrà estratta un giorno prima, così ci si potrà preparare per un giorno a Chess 960. Sarà curioso sapere questa cosa. Comunque Carlsen è molto contento, e Carlsen non giocherà nel Tatal Steel,
interessante. C'è il torneo di Wilkens. Sembra che Carlsen sia un po' stufo dei tornei tradizionali di scacchi a tempo lungo e non vuole giocare a Wilkens Tata Steel, il torneo normale che non salta da quasi 10 anni. E dice che ora il suo obiettivo, la sua sfida è come si dice, fare una trasformazione, appunto far progredire gli scacchi come sport. Carlsen piace questo formato e come anche Carlsen ripete che vuole focalizzarsi meno sugli scacchi classici per via del ruolo troppo importante della preparazione teorica, e a Carlsen piacerebbe che si giocasse sempre di più a Fischer Random, cioè su 960, una variante dove le regole sono esattamente le stesse, ma c'è soltanto una disposizione casuale dei pezzi in prima traversa per il bianco e in ottava traversa per il nero. In questo modo dice appunto l'articolo, che è una verità, che la preparazione scacchistica moderna diventa obsoleta. Già dalle prime mosse, dalle primissime mosse, i giocatori dovranno iniziare a pensare. Ovviamente ci sono principi generali, eccetera, però sarà molto molto interessante vedere cosa succederà in questo evento. Dice che ci saranno dei turni preliminari rapidi, semilampo, per decidere appunto i numeri di sorteggio, e poi dal terzo giorno invece ci sarà un sistema knockout interessante con eh, match di due partite con un ritmo di controllo classico a tempo lungo, interessantissimo. In caso di 1-1 ci saranno dei tie break, degli spareggi. Interessantissimo questo formato, tipo un formato tipo Coppa del Mondo. Dice che il montepremi è 200.000 euro, il vincitore vincerà 60.000 euro. Interessantissimo, interessantissimo. Anche Aronian, comunque, a parte Carlsen che è entusiasta di questo torneo, Aronian dice che durante tutta la sua carriera aveva atteso con ansia un torneo di questo tipo. Interessantissimo. E non giocherà Nakamura, che è campione del mondo di Fischer Random, che è un titolo che viene stabilito, diciamo, da un torneo rapid. Però è interessante, questo sarà invece un torneo a tempo lungo. Qua infatti vediamo, no, che Nakamura aveva vinto appunto il campionato mondiale di Fischer Random. E il torneo sarà appunto, come è già stato detto, in Germania, vicino ad Amburgo, nel Mar Baltico, in un resort di 5 stelle, quindi lussuoso. I giocatori quindi saranno in perfetta forma e potranno concentrarsi per giocare. Dice che okay, ci sono certamente degli sponsor importanti, perché ci sono degli sponsor importanti, perché se no non avrebbero potuto mettere insieme un montepremi di 200.000 euro. Quindi sarò curioso proprio di vedere se Carlsen quindi alla fine giocherà con Dingley Ren. Probabilmente adesso non giocheranno a scacchi, giocheranno a 960, comunque è uno dei giochi più simili agli scacchi che esistano.